ragazzi, sono Davide Molaro. Oggi ci troviamo in una delle 4 piste più belle d'Europa. Siamo al mitico autodromo del Mugello. È il 29 marzo oggi e non siamo qui per caso. Oggi c'è la prima tappa del Time Attack. Per chi non lo conosce, il Time Attack è un nuovo campionato riconosciuto a CICSAI che dà la possibilità ai malati di pista e motori come me di portare al limite la propria macchina, con un unico obiettivo: fare il giro migliore. Avremo 3 sessioni di prove libere per migliorare staccate e traiettorie e un'ultima mini sessione chiamata Super Lap dove cercheremo di fare il nostro tempo migliore. Con che macchina correrò? Con la mia, quella che uso tutti i giorni, BMW 120D Coupé M Sport. Probabilmente sarà l'unica auto diesel tra tutti gli iscritti, però alla fine me ne frego perché anche Top Gear una volta ha fatto una gara con un 320 diesel e io non sono certo Top Gear, ci mancherebbe, però voglio provarci lo stesso. Ragazzi, abbiamo appena terminato le prove libere, ho girato in 2 minuti e 32, non è male come tempo. Per ora gomme e freni sembrano resistere, spero di riuscire a togliere ancora qualcosina nel Super Lap, adesso ci proviamo. Eccoci qua alle premiazioni. Abbiamo girato alla fine in 2 minuti 32 secondi e 866 millesimi. Ci siamo piazzati 104esimi assoluti su circa 130 iscritti. Non è un grandissimo piazzamento, però dobbiamo considerare le vetture che hanno partecipato alla gara. Di sicuro tutto un altro livello rispetto alla nostra diesel. Però va bene dai, va bene lo stesso e spero vi siete divertiti e alla prossima.